Signore Presidente, in corte parole, rammentarci collettivamente di ciò che noi parliamo di Radio RCFM che principia i primi passi nel 1981 e diventa RCFM nel 1984 dopo lotte importanti portate da un collettivo, da un popolo corso e ci sono state altre lotte di questo tipo qui, penso all'università, penso a televisione e RCFM è un acquisto maggiore del popolo corso. Questa è UIAI e RCFM è un acquisto maggiore del popolo corso e di un servizio pubblico. E RCFM, quindi è una convenzione tra RCFM e la collettività di Corsica, ma non scordarsi mai che RCFM rende un servizio al popolo corso ed è normale che noi possiamo accompagnare questo servizio qui. Saluta quantunque si può parte di sicuro elementi di migliorazione a dritta manca, ma saluta quantunque l'impegno maggiore di tutte le squadre di RCFM, cioè a dirla, perché a voce noi veramente con passione e a UIAI, anche se non siamo mica qui per giudicare il lavoro di altri, ma quantunque facciamo sforzi e un lavoro assai importante a UIAI a nome di va popolo insieme. Di infine con Pia Radio non tacque che qui abbiamo una convenzione che ci lega o che ci dà a collettività di Corsica con RCFM, ma nelle nostre future politiche e linguistiche è assai importante di mettere in ballo e in risalto il rapporto tra la collettività di Corsica e la lingua corsa e i media in modo generale. E RCFM mettendo in sa politica linguistica generale con i media sa già una parte, una pezza, di sicuro una pezza importante, ma una pezza di umore, dunque bisogna lavorare nelle settimane, è stata detta appena nelle settimane in mese bene, veramente tutto il nostro rapporto ai media, perché in una politica linguistica i media, qualsiasi media, è la fase, uno di la fase fundivi di una politica linguistica. E infine è stata detta qui di noi, tra i banchi di questa assemblea, potremmo avere domani un problema di risorse. E ci da voler accompagnare questo problema di risorse attraverso una parola che può apparire appena magica di formazione. Dunque c'è stata esperienza di giornalismo che ci ha rinforzato e sviluppato il più possibile, ma a lungo andare, veramente, se noi vogliamo sviluppare la lingua corsa, se noi vogliamo sviluppare il nostro rapporto ai media, che li siano scritti o radiofonici, televisuali, ci da voler veramente a mettere sforzi maggiori a lungo andare in modo strutturato non a formazione, perché essere giornalista in lingua corsa è di una doppia competenza, dunque c'è da voler continuare a svilupparla il più possibile. Ringraziabile.